Buongiorno ai titoli. Ancora una tragedia nel Canale di Sicilia, 2 barconi si ribaltano a Lampedusa, al largo 27 morti e decine di dispersi, tra le vittime una neonata, il racconto shock di una donna somala, in un attimo ho perso il mio bambino, mio marito, sono scomparsi tra le onde. A Palermo truffa dell'ecobonus, 100 indagati per i lavori fantasma, chiuse le indagini sulla frode da 26 milioni di euro. Si continua a indagare sulla morte a Bagheria di Simona Cinà, giovane annegata in piscina, disposta una nuova perizia tossicologica e interrogati tutti i partecipanti alla festa. Non credete a chi chiede soldi per telefono. A Sicilia 24 il racconto dell'anziana che a Catania ha sventato una truffa. La guerra dei tornelli a Mondello, l'assessore al territorio e ambiente Savarino, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha emanato una circolare per stabilirne il divieto e le autorizzazioni e la rimozione di quelli già installati. Si chiama laghetto di Venere, si trova a Pantelleria, nelle sue acque vulcaniche, individuate dagli scienziati le stesse condizioni di miliardi di anni fa, quando ha avuto origine la vita. Calcio, ai nostri microfoni parla il difensore del Catania, Tiago Casasola. Voglio portare in alto il Catania, dice. Benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque un'ennesima tragedia nel Canale di Sicilia, 2 barconi si ribaltano al largo di Lampedusa, 27 morti e decine di dispersi, e questa mattina sono riprese proprio le ricerche di questi dispersi. Sentiamo Tonino De Mana. Ancora una strage nel Canale di Sicilia, ancora decine di morti nei cosiddetti viaggi della speranza. Il bilancio non definitivo è già tragico, 27 morti, tra cui una bambina di 1 anno e diversi dispersi. 2 imbarcazioni cariche di migranti si sono capovolte in mare aperto a 14 miglia da Lampedusa, in area SAR italiana. I superstiti al momento sono 60, soccorsi e fatti sbarcare sul molo dell'isola sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Le loro condizioni di salute sono discrete, solo 4 sono ricoverati in osservazione al poliambulatorio per alcune fratture. Sui 2 barconi, secondo i racconti di chi ce l'ha fatta, ci sarebbero stati tra i 90 e i 100 profughi. All'appello mancherebbero dunque tra le 20 e le 40 persone. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per naufragio colposo. Le 2 imbarcazioni sarebbero salpate dalla Libia. A bordo c'erano pakistani, somali e sudanesi. Una delle 2 nel viaggio verso la Sicilia avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e si sarebbe capovolta. Alcuni profughi sarebbero riusciti a spostarsi sull'altra, ma molti sarebbero caduti in acqua. Poco dopo anche la seconda barca, stracarica, si sarebbe ribaltata. Le prime salme sono state recuperate subito. Avevo mio figlio di 1 anno e mezzo in braccio e c'era mio marito accanto a noi, poi l'inferno. Ho perso entrambi. È uno dei brandelli del racconto di una donna somala in lacrime che è tra i 60 migranti sopravvissuti al naufragio. 27, come detto, le vittime, ed oggi le ricerche e il numero elevato di migranti che manca all'appello rischia di aggravare un bilancio già drammatico. A Lampedusa, fra i volontari delle ONG impegnate nel salvataggio dei migranti, sale la rabbia e la frustrazione per l'ennesimo naufragio. Abbiamo sentito la portavoce della Sea-Watch. Questo succede in ore in cui le navi delle ONG vengono mandate a sbarcare in porti lontani, facendo perdere loro un sacco di tempo che invece potrebbe vederle impiegate proprio in quel tratto di mare. Queste purtroppo sono situazioni che si ripetono continuamente e che sono inaccettabili. Il dispositivo di sorveglianza dovrebbe essere potenziato non per facilitare le catture e i respingimenti in mare volte a riportare le persone in paesi pericolosi e non sicuri come Libia e Tunisia, ma piuttosto per evitare tragedie come questa. I finanzieri del comando di Palermo, nel corso dei controlli svolti quotidianamente in tutto il territorio della provincia, hanno tratto in arresto una coppia di palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor, 2 kg di marijuana già essiccata, 2 pistole revolver e 29 proiettili. Vigilia di Ferragosto, oggi tutto pieno a Taormina e alle Isole Eolie, registra un boom anche la zona di Milazzo. Aumentati i costi, ci sono meno turisti però. Francesco Triolo.
In un'estate in cui la sensazione è quella di un calo di presenze nel lungo periodo, Taormina si conferma regina del Ferragosto. Da oggi e sino a domenica è difficile trovare anche solo una stanza nelle sistemazioni alberghiere ed extraalberghiere della Perla dello Ionio, un dato che fa da contraltare al resto dell'estate, dove sembra essere diminuito il tempo di presenza dei turisti che scelgono vacanze più brevi rispetto agli anni scorsi, italiani col turismo di prossimità, stranieri attirati ancora dall'effetto White Lotus, e anche nei lidi il boom è stato sempre, soprattutto nei weekend, dall'Isola Bella a Villagonia, il mare più bello è da scoprire in barca. Una situazione simile anche alle Isole Eolie, dove gli arrivi e le presenze si sono concentrate soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto sino a domenica prossima. Vulcano e l'isola dei Messinesi, Lipari, dei Siciliani, Panarea e Stromboli vedono presenze dal nord Italia. Boom anche a Milazzo nel weekend, dove la Baia del Tono e d'Ingoia sono tra quelle prese d'assalto. Qui si registra un aumento degli affitti di case vacanze grazie anche alla vicinanza proprio con le Isole Eolie, che favorisce le escursioni, mordi e fuggi. Dappertutto resta un dato: dopo la voglia di vacanza post-Covid, adesso gli italiani, ma anche gli stranieri, fanno i conti con il portafogli, anche perché i costi sono aumentati tutti, dagli alberghi al cibo agli ombrelloni spiaggia, un dato, quello dell'estate 2025, che a fine stagione dovrebbe essere analizzato dagli operatori del settore. 100 indagati per la truffa dei lavori fantasma. La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla frode da 26 milioni di euro sull'ecobonus. Lorena Dolci. Da un lato c'erano fatture e crediti d'imposta, dall'altra lavori mai realizzati. È il cuore dell'inchiesta della Procura di Palermo, che ha scoperto l'ennesima frode legata alle agevolazioni dell'ecobonus e del bonus facciata, una truffa da 26 milioni di euro. 100 gli indagati tra imprenditori edili, società, amministratori e committenti, a cui nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Secondo gli inquirenti, le società avrebbero applicato lo sconto in fattura, emettendo fatture per operazioni fantasma. I crediti d'imposta generati venivano poi ceduti a intermediari finanziari, che li trasformavano in denaro contante. Le somme, una volta incassate, venivano distratte: bonifici su conti personali, prelievi in contanti, acquisti di oro o criptovalute, sottoscrizioni di buoni fruttiferi postali. Nella stragrande maggioranza dei casi i soldi transitavano dalle poste. I committenti sarebbero prestati al gioco in cambio anche di piccole somme di denaro. Alcune vicende sono paradossali: a fingere di eseguire lavori per centinaia di migliaia di euro sarebbero stati persino i condomini di case in affitto. 10 le imprese coinvolte, un giro che ha prodotto un danno enorme alle casse dello Stato. E si continua a indagare sulla morte a Bagheria di Simona Cinà, la giovane, lo sapete, trovata appunto senza vita in piscina. Disposta una nuova perizia tossicologica e interrogati tutti i partecipanti alla festa. Desiree Ferlito. Sulla morte di Simona Cinà la Procura di Termini Imerese non vede ancora chiaro. Rimane aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La magistratura ha deciso di avvalersi della consulenza di un esperto chimico tossicologico. Il dottor Vincenzo Nicolì sarà incaricato di svolgere ulteriori accertamenti sul corpo della ragazza e rilevare eventuali sostanze con effetto stupefacente. L'autopsia ha già svelato che Simona Cinà è deceduta per annegamento, ma resta da chiarire se la ragazza sia finita in piscina e affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o provocate da alcol o droga assunta volontariamente o che qualcuno potrebbe averle fatto ingerire. I dubbi sono tanti. Possibile che nessuno dei partecipanti alla festa di laurea si sia accorto che Simona stava annegando? Anche per questo saranno ascoltati dai carabinieri molti dei presenti alla festa: i 2 fidanzati che avevano organizzato l'evento, chi si è tuffato per riportare la giovane in superficie, chi le ha praticato il massaggio cardiaco e altri ancora. E adesso vi raccontiamo la storia della signora Emanuela, 81 anni, catanese doc, che ormai l'incubo dei truffatori ne ha fatti arrestare ben 4. L'ha incontrata per noi Tonino De Mana. La signora Emanuela, 81 anni, è ormai l'incubo dei truffatori. 3 tentativi, 4 arresti. L'ultimo episodio è costato le manette ad un 51enne napoletano che ha avuto la sfortuna di imbattersi nell'arzilla catanese. L'ignaro truffatore aveva chiesto 8.000 euro e si era presentato a domicilio per riscuotere la somma, trovando però la polizia. Come ha fatto? Presto detto. Perché basta essere
un poco sveglie per capire subito che sono dei truffatori, perché non appena dicono siamo delle forze dell'ordine, una deve capire che non chiedono soldi. È a lieto fine la storia della signora Emanuela. Per altri anziani purtroppo non è così. Ed allora ecco alcuni consigli. Donne o figli, meglio dire, state attenti alle vostre mamme, alle vostre persone anziane, perché è facile fregarli. Dopo aver ricevuto un simbolico Oscar ed una macchinina della polizia, la signora Emanuela ha un progetto. Di fare un'associazione fra i figli e mamme, di aiutare queste persone a farle capire che una truffa non si fanno per telefono e non si chiedono soldi per telefono. Esserci sempre più sicuri insieme. La polizia sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione. L'informazione del resto per il contrastare questa tipologia di reati è veramente l'arma, lo strumento fondamentale. A riguardo vogliamo comunque fare un appello come Polizia di Stato affinché tutti coloro che sappiano di episodi di questa tipologia, di tentativi di truffa, si rivolgano senza alcuna vergogna alle forze dell'ordine. Se ti senti in pericolo, chiama subito il numero unico di emergenza 112. Lascia l'auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa e la macchina col carrello al seguito scivola e lo travolge. È avvenuto in contrada Crocca a Favara, siamo nell'Agrigentino, dove un uomo di 58 anni è morto appunto schiacciato dall'auto. L'uomo era ex proprietario di una palestra. A poche ore dalle celebrazioni del 15 agosto a Piazza Armerina, Antonio Messina, vittima di abusi da parte di un sacerdote, scrive una lettera aperta a Monsignor Luigi Renna. Sentiamo Gerry Italia. Un appello accurato, quello di Antonio Messina, indirizzato a Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. In una lunga lettera Messina esprime preoccupazione per la presenza dell'Alto Prelato il prossimo 15 agosto alla Basilica Cattedrale di Piazza Armerina, dove presiederà la messa solenne insieme al vescovo della diocesi Rosario Gisana. Gisana è imputato per falsa testimonianza, accusato di aver coperto l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo e secondo grado per abusi sessuali su minori, tra cui lo stesso Messina. Nella missiva la vittima denuncia un sistema di insabbiamenti e intercettazioni che confermerebbero le coperture e parole offensive pronunciate nei suoi confronti. Messina richiama le dichiarazioni dello stesso Monsignor Renna, che in passato aveva affermato non ci devono essere dubbi, i vescovi non proteggono nessuno, e chiede coerenza soprattutto alla luce delle aperture verso le persone LGBTQI+ mostrate dal prelato. L'obiettivo è chiaro: evitare che la presenza dell'arcivescovo diventi anche solo indirettamente un sostegno a chi è accusato di proteggere i responsabili di abusi. Messina chiede parole nette di condanna, ricordando che il silenzio e l'indifferenza sono anch'essi forme di abuso. Mi aiuti, scrive, a fare sì che non si perpetri ancora l'abuso, che si attua anche con la commissione e l'omissione. Un appello che chiama in causa la responsabilità morale della Chiesa e la dignità delle vittime, che troppo spesso non hanno voce. La replica di Monsignor Renna non si è fatta attendere. In una nota l'arcivescovo ha scritto: pur comprendendo la situazione esposta al signor Messina, ho accettato l'invito del confratello Rosario perché la celebrazione della festa della Madonna delle Vittorie è un evento ecclesiale che riguarda non solo il pastore ma tutto il popolo di Dio, che ha diritto a una celebrazione serena. In quanto alle parole da dire, conclude l'arcivescovo, ho sempre l'abitudine di commentare un brano della parola di Dio del giorno, senza forzature. Un chiarimento che conferma la presenza dell'Alto Prelato e allo stesso tempo lascia aperta la questione sul tipo di messaggio che sarà pronunciato durante la celebrazione. La guerra dei tornelli a Mondello, siamo nel Palermitano. L'assessore regionale all'ambiente Savarino, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha emanato una nuova circolare. Sentiamo di cosa si tratta con Desiree Ferlito. Scusate, questo appunto non era il servizio, possiamo mandare adesso il servizio che vi ho annunciato. Mai più staccionate o tornelli nei lidi sulle spiagge della Sicilia. Ho già dato disposizione agli uffici competenti del mio assessorato per farli rimuovere. I cittadini devono avere sempre la possibilità di accedere al mare liberamente e gratuitamente. Ad affermarlo l'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, che ha emanato oggi una circolare per stabilire il divieto di nuove autorizzazioni per impianti fissi che possano ostacolare il transito dei bagnanti e la rimozione di quelli già installati.
Lo avevamo anticipato con una dichiarazione rilasciata al nostro TG dal deputato regionale Ismaele Lavardera, che dopo una battaglia social arrivata fino in Parlamento annunciava il risultato ottenuto. Da qui la risposta dell'assessore Savarino. A completare il quadro la relazione della Guardia di Finanza su Mondello, in cui emergono irregolarità sui tornelli, per i quali non risulta alcuna autorizzazione specifica, andranno dunque rimossi. Quanto alle staccionate, continua l'assessore, risulta un'autorizzazione datata di anni fa, sulla quale ho chiesto di effettuare ulteriori verifiche. Sulle attuali concessioni ho sollecitato ispezioni su tutto il territorio regionale, conclude Savarino. Lavoriamo con la Guardia Costiera per prevenire e scongiurare ogni forma di abuso. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo a Pantelleria. Dove ha avuto origine la vita, secondo gli scienziati, in una pozza calda con le caratteristiche che un team di ricercatori ha ritrovato in un laghetto di Pantelleria. Andiamo a scoprire questo vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Lorena Dolci. Visto dall'alto un piccolo gioiello color cobalto incastonato nell'isola di Pantelleria, ma dentro le acque turchesi di questo laghetto vulcanico, detto specchio di Venere o bagno dell'acqua, c'è molto di più. Le sue caratteristiche, temperatura di 40 gradi, pH elevato, abbondanza di minerali e microrganismi, sono del tutto simili al cosiddetto brodo primordiale, quell'ambiente liquido che 4 miliardi e mezzo di anni fa fu la culla della vita. Per questo un team di ricercatori italiani, partendo da questa pozza calda, è riuscito a ricreare la genesi della vita. Noi siamo riusciti ad ottenere l'RNA in presenza anche di un suo componente, un componente base, come noi diciamo una specie di mattone. Se noi mettiamo dei mattoni insieme, noi abbiamo creato un polimero. Lo studio, un'eccellenza tutta italiana delle università della Tuscia e Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il motivo è presto detto: un processo analogo potrebbe essere avvenuto su Marte. I minerali che sono presenti nel lago di Pantelleria, come per esempio la smectite, sono minerali che sono abbondanti in alcuni punti di Marte. Dal passato marziano alla terra primitiva, questi fanghi racchiudono una serie di misteri che il Parco Nazionale di Pantelleria cerca di tutelare. Abbiamo trovato specie nuove di piante, specie nuove di animali, specie rarissime, è letteralmente un altro mondo, è un qualche cosa separato rispetto al mondo normale dove vivono altre leggi. Stasera al Teatro di Stefano di Trapani, nell'ambito della stagione estiva del Luglio Musicale, l'atteso concerto di Simone Cristicchi. Laura Spanò. Ho pensato con questo concerto che sarebbe bello poter ripartire da qui, cercando di connettermi alla parte più autentica che è in me e connettere il pubblico a questa frequenza di risveglio, di rinascita, di ricominciamento. Attesa per il concerto di Simone Cristicchi, in programma domani sera alle 21 sul palco del Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani, nell'ambito della stagione del Luglio Musicale trapanese. Il cantautore torna così a incantare il pubblico col nuovo progetto live Dalle tenebre alla luce, Summer Tour 2025. Ho camminato così tanto nell'oscurità e ora la luce del giorno non so che effetto fa. La scaletta includerà i brani più amati come Ti regalerò una rosa, Studentessa universitaria, Meno male che c'è Carla Bruni, 7 miliardi di felicità e il recente Quando sarai piccola. Io che ogni giorno rinasco e difendo il mio posto nel mondo e ritrovo un frammento di me in ogni sguardo che incontro. Il sorriso che ho perso, il coraggio di crederci ancora. Il Teatro Giuseppe Di Stefano si prepara così ad accogliere una serata dove poesia, suoni e racconti si fonderanno nella magia di un artista che trasforma ogni concerto in una esperienza profonda e coinvolgente. Semaforo rosso,
Sono io lo sconosciuto a fianco, mentre chiedi al bancone un altro doppio manto. Io cambio casa, cambio l'orizzonte, come cambiano i limiti della mia mente nello specchio. Una breve pausa e poi la pagina dello sport con il calcio. Eccoci al calcio, in esclusiva ai nostri microfoni parla il difensore del Catania Thiago Casasola, che racconta la voglia di primeggiare nel prossimo campionato, il suo rapporto già nato con Catania e le qualità del gruppo guidato da Toscano. Marco Carli. È stato il primo acquisto ufficiale del nuovo Catania. Thiago Casasola, esterno argentino, classe 1995, si è legato ai rossazzurri fino al 2027 con un'opzione per la stagione successiva e parla così del gruppo che sta nascendo. Da quando sono arrivato fino ad ora siamo cresciuti tanto, sono arrivati anche tanti giocatori nuovi, tanti compagni nuovi, quindi piano piano la squadra si sta completando, però penso che siamo una rossa importanti di livello, c'è anche tanta competizione tra di noi, che è quello secondo me è la cosa più importante per far sì che un campionato sia di livello. Personalità e volontà, oltre che buone doti realizzative di assistman, Casasola non si è mai nascosto quando ha parlato degli obiettivi stagionali. Il nostro obiettivo è puntare a quello di fare un campionato di vertice, però ci sono tante altre squadre che sicuramente faranno un grande campionato. Mi viene in mente Benevento, Salernitana, c'è sempre la squadra sorpresa, l'anno scorso è stato il Cerignola che sicuramente si ripeterà, e il Trapani ha fatto una buona squadra, quindi ci sono tante squadre forti di livello, quindi sarà un campionato sicuramente impegnativo. E mentre Pastore discute in campo con Toscano di possibili nuovi acquisti, una punta e un centrocampista, con Casasola parliamo di Ciccerelli, suo compagno anche alla Ternana. Sì, siamo riusciti a farlo rimanere insieme al direttore, scherzi a parte, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere, perché è un giocatore fuori discussione che secondo me farà la differenza. L'ha fatta l'anno scorso, l'ho fatto sempre che ho giocato, ho avuto la fortuna di giocare con lui, ha sempre fatto bene, quindi un ragazzo di un'altra categoria. L'obiettivo finale è sempre quello di fare felici i tifosi. Catanese ti senti fin da subito, perché la gente di Catania ti accoglie sempre a braccia aperte, i tifosi, la gente, appunto, da quando sono arrivato mi hanno sempre trattato di maniera molto molto bella, quindi spero di ripagare in campo, che alla fine è la cosa più importante. Portieri in prima linea nel mercato di Palermo e Trapani. Francesco Triolo. L'infortunio di Gomista ha sparigliato i piani sul mercato del Palermo. Il portiere dovrà rimanere fuori per diverso tempo e quindi c'è la necessità, anzi la priorità, di intervenire subito. Nell'immediato la porta sarà affidata a Francesco Bardi, che giocherà sabato a Cremona in Coppa Italia, ma la società rosanero sta valutando un colpo pesante. In cima alla lista c'è Stefano Turati, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Monza. Anche il Catania guarda all'esordio ufficiale stagionale a Crotone. Di domenica ieri è iniziata la settimana tipo con i nuovi innesti d'Ausilio e Aloi, ma l'attenzione è sempre al mercato. La società sta lavorando in uscita, ma almeno altri 2 elementi saranno inseriti, non subito, magari sfruttando qualche occasione da categoria superiore. A proposito di portieri, al Trapani è arrivato Alex Esposito a titolo definitivo dalla Reggiana, mentre Verna è destinata al Cittadella. Continua a lavorare per rinforzare la squadra del Siracusa, si attende l'ok ufficiale per il trequartista Luan Capanni, svincolato dopo l'anno a Latina, sul quale ha già messo le mani il direttore sportivo Antonello Laneri. È tutto, alla prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.